Diciamo che già erano iniziate le prime disdette nel momento in cui usciva un messaggio che c'erano dei contagiati soprattutto in Lombardia e in Veneto. Quindi poi le cose sono andate per conto loro, hanno iniziato ad arrivare le prime disdette dall'estero, i congressi eccetera, si è bloccato un po' tutto. Ci abbiamo pensato su, abbiamo tenuto anche duro vorrei dire, però a un certo punto abbiamo visto che c'erano solo disdette, soprattutto per quanto riguardava l'hotel, guardavi il planning delle camere, 0 camere, quindi la conseguenza era questa, chiudere. Sfrutterete questo momento per fare della manutenzione della pulizia? Beh, sicuramente abbiamo i manutentori che stanno già lavorando, le signore, le governanti che stanno lavando le tende, fanno tutti quei lavori che magari durante l'anno non riesci a fare, quindi ne approfitteremo per quello. Però ad esempio i ristoranti sono quelli anche un po' più penalizzati perché purtroppo quelli sono bloccati, non ci sono banchetti, non ci sono congressi, non ci sono clienti in albergo, speriamo bene, insomma. Beh, magari ci prepariamo per un'estate un po' più di rinascita. Sì, qualcuno chiede di spostare e di non cancellare. C'è solo da sperare che non duri tanto, che duri poco. Ho qualche dubbio in questo momento. Qualcuno che ha, non so, un matrimonio col banchetto e arriva dagli Stati Uniti a giugno chiede però di prorogare di qualche mese, quindi ci sono veramente delle difficoltà da affrontare. Non sarà semplice, neanche la ripresa, credo. Qual è il messaggio positivo che potreste proporre alla popolazione per quest'estate o per il prossimo anno? Beh, prima o poi questo virus ci lascerà, spero, per cui ci sarà in un secondo tempo una ripresa e una movimentazione delle persone, anche il turismo, se gli italiani invece di andare all'estero magari rimangono in Italia e ci danno una mano, sicuramente può avere una ripresa e questo può tornare utile veramente a tutti quanti, non solo a noi ma a tutti i settori.